Amici di Sportisili, buon pomeriggio dal Comunale di Bagheria e benvenuti per la 22esima giornata del campionato di promozione siciliana Girone A e la sfida fra Bagheria e Casteltermini, sfida di cartello che si gioca in casa del Bagheria, in casa dei nero-azzurri. Oggi cambiamo nuovamente postazione, Bagheria che è scivolato al quinto posto ma ha ancora voglia di far punti, di risalire e di dare testa, diciamo, alle principali potenze del campionato, anche se Bagheria sappiamo ormai si deve considerare come tale, tutte gare in contemporanea tranne la Gemini che viene posticipata di mezz'ora. Casteltermini invece che è quart'ultimo a 20 punti, a 5 di distacco dall'Empedoclina, viene qua a fare la partita. Deve stare attento perché comunque anche in zona playout si lotta molto, ma di fronte c'è un Bagheria che non ha più voglia di perdere punti per restare per il suo cammino, perché sopra lì sono tutte forti schieramenti in campo e si è stretta di mano fra terno arbitrale e capitani. Il capitano del Bagheria come al solito è Procida, quello del Casteltermini invece è Antinoro, entrambi i numeri 5 che adesso sono alla consueta procedura di pallocampo. Bagheria ovviamente in maglia di casa nera-azzurra, Casteltermini in maglia bianco-rossa da trasferta. Deve ancora fare a meno delle sue due punte principali, entrambe, sia Morana che Stassi sono indisponibili ancora per il Bagheria e probabilmente a guidare l'attacco sarà Francesco Biondo con la 11, anche se la 9 la indossa Caracappa che, come ha detto mister Pagano, in queste ultime due partite si è comportato da punta, anche se non lo è di ruolo. C'è anche Ribaudo che è una seconda punta che può dare un ottimo supporto, ma vedremo un po' come si comporta dal punto di vista offensivo la formazione di casa mister Pagano, chi giocherà effettivamente punta. Calcisto da Bagheria, siamo pronti per cominciare. Federico Caldarella vi racconterà questo match delle coincidenze. Dato oggi fa molto caldo, una bella giornata, quasi si entra con qualche mese di anticipo in primavera a Palermo o comunque in Sicilia, perché sembra una giornata davvero di aprile, non dei primi di marzo. Vedremo invece come comincerà il marzo di promozione, il marzo di Bagheria e Casteltermini. Bagheria col solito 4-2-3-1. Sembra uno schieramento speculare anche quello del Casteltermini. Si parte col primo pallone mosso dai nerazzurri col lancio subito in verticale di Procida a cercare Biondo, parte Caracappa largo, sì, infatti Biondo ad agire quasi accanto a Ribaudo. Palla però al Casteltermini che prova a distendersi largo col pallone a cercare Conega Ossu che arriva sul pallone, controlla, punta il collega con la 2, pallone in mezzo a rimorchio, non c'è nessuno per raccogliere se non Mauro Badami che muove il suo primo pallone. Fiorentino con l'esterno, pallone in verticale a cercare Ribaudo, pallone alzato a campanile, poi ancora Gausso è rimasto alto per gestire questo pallone scomodo. Badami col lancio in avanti, Antinoro gioca lì vicino su Ganciu e poi in verticale il controllo qui di Cosatti, pressione, poi Biondo con la verticalizzazione rabbia a cercare il Ribaudo, l'idea giusta del numero 11 e non può arrivare il Ribaudo, rimessa dal fondo per il Casteltermini, subito testa ad attaccare, a offendere per il Bagheria, però l'imbucata di Biondo è troppo lunga per il numero 10 che sembra più avanzato rispetto a Biondo, quindi Biondo come trequartista e il 10 come centravanti. Falso a destra Fiorentina, a sinistra Caracappa, tra l'altro non c'è Ferrara che ha effettuato lavoro a parte, lo vedevamo nel riscaldamento mentre correva, qualche acciacco anche pure, quindi diciamo che ha perso pedini importanti mister Pagano, ha perso sicuramente il vice capocannoniere ormai del campionato che è Giugiu Stassi, poi Morana che sappiamo nelle partite in cui è intervenuto in sostituzione di Stassi ha fatto benissimo. Inoltre manca anche Ferrara che è un esterno più dinamico e che può, se vogliamo da quel punto di vista, dare più offensività all'attacco del Bagheria che oggi è un po' più morbido, però c'è comunque qualità. Mentre c'è a terra ancora il centravanti del Casteltermini per uno scontro con Procida.
esce dal campo il numero 11 momentaneamente, che è il Sabdul Basit, che ce la fa probabilmente a rientrare, però intanto Casteltermini in 10 in attesa dell'ok per il numero 10 per entrare in campo, scelto ancora tra i pali ovviamente Miceli, che sta facendo bene. Procida, avanza il capitano, poi finge Andrea da Costa, vediamo se va al pallone lungo, sì, ci va a cercare Caracappa, larghissimo assist, è buono il primo controllo di Samuele Caracappa, che poi scarica sul supporto di Castone, che va al cross in mezzo, tagliato a cercare il movimento di Ribaudo, l'uscita del numero 21 Versace, che la fa sua. Rinvio di Versace lunghissimo, Procida in anticipo, poi non ha giocato lì vicino, colpo di tacco, poi Crusatti per andare in verticale per il Sabdul, ha stretto Castone che chiude, poi Badami a due tocchi cerca la verticale per Ribaudo, ma pallone regalato alle Casteltermini, gestito bene da Ferrante, poi ancora Badami a far da Frangifrutti in mezzo al campo. Allora Fiorentino e a 3 addosso il numero 7 che è tutto mancino, può andare con l'esterno, una grande idea per Ribaudo, copertura di Ganciù, poi Ferrante chiama e lo ottiene, poi il pallone larga a cercare ancora Crusatti, che va in verticale a cercare il taglio di Mattias Colombo, anticipo di Costa, Biondo chiuso, riesce a liberarsi la marcatura, poi grande palla in verticale di Fiorentino che fa veggere Ribaudo in area di rigore, Ribaudo, calcio centrale, ha respinto Versanti, ha dato una grandissima palla Fiorentino e poi Ribaudo calciato forse con un po' di sufficienza, troppo centrale, ma prima grande occasione per il Bagheria. Florio probabilmente col primo pallone toccato di questa gara, ma subito prima importante occasione per i padroni di casa con il numero 10 che si è mosso benissimo alle spalle dei alti e rapidi anche centrali di difesa del Casteltermini. Versanti si lamenta con i suoi difensivi, voleva una maggiore guardia su questo pallone scoperto. Badami, arriva sempre lui, si muove Fiorentino, Badami invece sceglie l'altra parte del campo per Caracappa, che la mette giù ancora molto bene, si accentra, poi mette il cross morbido a cercare il Ribaudo, gran anticipo di Coragni e come sì, insiste però la formazione bagherese. Caracappa scarica su Badami, guarda la porta, pensa al destro, tagliato, fuori di poco, si prova Badami, poche soluzioni in avanti stavolta, ed è sempre un'ottima soluzione quella del destro del numero 6. Panchina Bonanno e Anelli, Bonanno che ha deciso l'ultima partita in casa contro l'Empedoclina all'ultimo minuto presente della partita, e Pagano l'ha definito un baluardo fondamentale per la sua squadra, anche se parte la panchina, perché comunque c'è grande qualità anche nel centrocampo nerazzurro, c'è anche un ragazzo come Anelli che è importante, va in panchina. Per ora Badami e Florio sono le due colonne portanti della mediana nerazzurra. Ed ora Versanti vuole il lancio lungo, fa salire i suoi, va a cercare Onega o su, c'è Cina su di lui che va a vuoto, Costa anticipato da Colombo, che sul pallone prima, poi Onega o su lo gioca molto bene di prima e poi si va dietro da Ganciù. Anzi da Coraia come si, poi Versanti a rinvio, Procida va a staccare, bello anticipo pulito di Procida, rientrato dal fuorigioco Ribaudo, adesso il pallone all'indietro, eccolo Ganciù, riceve attaccato a Castone e ce lo scarico su Antinoro, palla indietro ancora da Owusu, palla intercettato da Fiorentino, ma che esce, non riesce a tenere il numero 7. Palla indietro per Versanti, Colombo, stavolta lo prende Costa questo pallone e poi lo controlla bene, lo gioca in verticale per Biondo che lo alza e lo sventa e cerca il Ribaudo, grande recupero di Antinoro che ci mette la testa e va dietro la Versanti, è stata una grande palla, Biondo a due tocchi che si è messo un po' lì dietro per fare questo lavoro qui, anche a due tocchi riesce a mandare in porta facilmente Ribaudo. Poi
contatto che è stato qui più fra Procida e Gastone, ma c'è stato prima il disturbo di Sabdul che ha commesso fallo, punizione per i Bagheria. Ancora dolorante Procida che sulle ginocchia. Costa, Cina, controlla e può avanzare, è vicino Florio, gioca su di lui, Cina, Costa, alla lunga a cercare Gastone sulla corsa, controlla bene Gastone, poi ottima uscita di Ganciù, poi pallone che finisce il fondo. Miceli, Cina, deve andare al lancio lungo, il numero 2 a cercare il rebound, è scappato all'indietro Awusu, poi versanti blocco, era mai la palla di Cina. Procida, sbaglia, Procida il controllo, regala il pallone a Sabdul, largo il pallone per Ganciù che lo controlla, lo gioca ancora sul numero 11, riempie la rigore Mattias Colombo, pallone in mezzo, troppo lungo per tutti, d'altra parte non può arrivare, con Egossu, rimessa al fondo per il Bagheria. Trascorsi 9 minuti e mezzo, 0-0 tra Bagheria e Casteltermine. Costa, c'è Gastone liberissimo a sinistra, va il pallone in verticale, forse un po' troppo effettuoso, poi ancora il numero 3 alza per Caracappa, pallone però inarrivabile per il numero 9. Viene incontro 6 a suo campo, poi colpo di testa di Gastone, la mette giù molto bene Badami, chiuso a 2 per il pallone, poi gran lavoro di Colombo con il tacco che trova 6 a suo campo. Conega su, ricomincia su Corelli Mesi che lancia lungo, non sbaglio. Badami può avanzare, poi bella la palla in priorità per Caracappa che è andato via le spalle di Antino, sinistro in mezzo di Caracappa, non c'è nessuno rimorchio, non riusciva a staccarsi in tempo il ribaudo, la prova di stendersi il Casteltermini con l'arrivo e la sterzata di Ganciù che riesce a giocare lungo linea, anticipo ottimo di Gastone, poi ancora Biancorossi, pallone però perso immediatamente recuperato da Florio che lo affida a Caracappa che va all'1 contro 1, rientra sul destro e appoggia su Biondo, copertura di 6 a suo campo, puntuale. Poi pallone perso ancora, rimpallo e palla cash in out, sarà rimessa al fondo per il Casteltermini dopo una serie di rimpalli, un po' di confusione in quella parte di campo. 12° minuto, 0-0 al comune di Bagheria. Oggi a Bordocampo siamo più vicini al campo, sentiamo anche le voci delle due squadre. Rinvio di Versanti, salta di testa Gastone che rispicci poi in avanti, 6 a suo campo, lo controlla ancora in disturbo Biondo, poi Caracappa di prima è partito il ribaldo, tenuto in gioco da Corai e Kumesi, però Versanti esce bene. Badami riesce a giocare su Cina, la chiama Miceli per giocare anche lui, ma quando che arriva a Costa, Gastone, buono il controllo del 3, cerca Florio, non lo trova, poi il rimpallo per la cash in out per i neoazzurri.
C'è un problema con gli uomini dietro la porta che devono spostarsi da dietro la porta di Miceli. Caracappa alza il pallone, ribaudo, non c'è fallo, poi arriva Biondo, ottimo lavoro di 6 a suo campo in uscita, poi pallone a metà strada, ci arriva comunque con Ekasu che prova subito a mandarlo di prima verso il Sabdul, uscita di Miceli. Costa, pensato al lancio, poi si appoggia su Cina. Florio, stop e cambio di lato a 2 tocchi per Caracappa che la controlla stavolta male, dopo 2 controlli ottimi stavolta non aggancia, è rimessa per questo il Termini, affiata a Ganciu che ricomincia dal capitano Antinoro, anzi da 6 a suo campo. Ora Versanti, rinvio lungo, Procida sempre puntuale, si lascia cadere, visto un fallo il dietro di gara. Gaston, Procida, alza questo pallone e poi Ganciu lo mette giù. Il Sabdul sbaglia, rimpallo che poi c'è il ribalto che scarica subito su Biondo che prova a cambiato a Caracappa, il rimpallo alla fine Antinoro è bravo a allontanare questo pallone senza farlo passare. Florio, a proposito di non far passare i palloni, lo gioca su Cina, può ricevere Fiorentino che si è aperto, va a puntare con Ego su finta di corpo del 7, contenuto bene al 2, tocca a lui per ultimo rimessa Bagheria. Con le mani Cina, cerca movimenti avanti, si avvicina a Biondo e viene premiato lui. Bello scambio con Cina, Biondo, brutto fallo in ritardo qui di Crusatti, è stato bravo Biondo a metterci il piede ad arrivare prima, sarà punizione per il Bagheria, battuta rapidamente. Costa gira per Procida che va al cambio di lato a cercare Fiorentino, idea giusta, pallone però con la visura sbagliata. Procida si arrabbia perché voleva il movimento in anticipo di Fiorentino. Cina, campanile che termina su Caracappa che di prima lo appoggia benissimo su Florio, poi Biondo contro 2, stavolta non c'è fallo di Conego su che lo ha arginato bene, ribaudo in pressione, riconquista questo pallone, lo tiene vivo Fiorentino, lo appoggia su Biondo che va al cross deviato, ribaudo, si accontenta del calcio d'angolo, il primo della gara per il Bagheria, spinge la panchina, arriva a batterlo Caracappa, riempie l'area Costa, arriva anche Procida e seguito anche Florio. Vengono dietro i 2 terzini Cina e Gastone. Va a battere Caracappa sul primo palo, la gira Biondo, Versanti ha respinto, tutti vogliono il gol perché Versanti ha dovuto impegnarsi per tenerla, ma è tutto buono, non c'è gol. Caracappa voleva il gol perché secondo loro la palla oltrepassò la linea, ma gran parata di Versanti e ancora 0-0. Ottima giocata di Biondo sull'ottimo cross di Caracappa dal corner. Davide Gastone rischia sulla pressione di Sabdul, se la cava passando anche con un rimpallo, poi la palla entra effettivo che lo controlla alla grande, lo scarica sul ribaudo che poi è sforbiciata, pallone alto, questa è una grande azione del Bagheria coronata dal controllo divino di Fiorentino che ha addormentato lì il palo e lo ha scaricato bene sul ribaudo che ha avuto un'altra buona occasione. Rinvedi Versanti, salta il Sabdul, alle sue spalle Pro ce la prende sempre, poi 6 a suo campo, Ganciu
con il controllo, poi prova ad appoggiarsi, qualche tocco in più, poi Antinoro. Esce Versanti, rinvio lungo che termina sul pedicina. Ancora il 2. Nicola Procida. Si apre Badami quasi da terzino e ce la sale per arrivare Badami alla regata a Casteltermini, che nel frattempo è ben chiuso da pochi spazi. Arrabbiatissimo Pagano per questa scelta. Dietro da Versanti. Rimessa da per il Bagheria, proprio sotto la panchina di mister Pagano. Badami con un po' di esitazione arriva prima e poi da una gran palla con l'esterno a Fiorentino, attaccato da Conegosu che gli porta via il pallone, prova ad andare, cerca di connettersi con il Sabdul, trova campo ancora Conè che allarga per il Sabdul in area di rigore, pallone col sinistro messo in mezzo a metà tra un tiro e un cross, ma qui il Bagheria incomprensibilmente scoperto e al momento ha perdonato il Sabdul, che però ha avuto una grande occasione sui piedi. Ha avuto troppo secondo me il numero 11 qui, che era deciso fino all'ultimo se mettere in mezzo o calciare, è andato troppo lieve su questa palla, c'è da essere cattivi in queste partite. È occasione importante la prima anche per il Casteltermini. Ganciu di petto, poi lo scarico all'indietro su 6 a suo campo. A suo campo, riesce a giocare lì vicino, poi Abusu, lo scarico su Ferrante pressato, l'altro 10 che gli porta il pallone con l'aiuto di Florio, imbucata per Biondo, la palla arriva a Fiorentino che rientra bene, sì, destro di Fiorentino poi che l'ha portata sul piede debole, però destro troppo morbido e facile per Versanti. Chiede calma Versanti, vuole far salire i suoi. Invio lungo e alto, Costa, Voto, Cecchina alle sue spalle che non rischia, senza fronte va all'indietro la Micheli. Costa, Procida, lancio lungo su Caracappa, controllo e poi arriva a 6 a suo campo a mettere il pallone in laterale. Lasciano sempre lanciare quelli del Casteltermini, poi sul primo controllo attacca Biondo, scarico a metà qui, non riesce a giocare su Gastone Palachesh. Biondo, Florio di prima, Caracappa non la tiene e altra rimessa per il Casteltermini. 22 minuti, sempre 0-0 al Comunale. Meglio il Bagheria che ha avuto 2 occasioni importanti con Ribaudo, entrambe su 2 grandi assist di Fiorentino. Fallita il numero 10, però ne ha fallita un'importante anche il Casteltermini qualche istante fa con il Sabdul. Se la cava Ganciù qui sulla pressione di 2 uomini, poi Ferrante va a passare bene questo Pepe, il numero 3 strattonato da Castone, aveva dato per un attimo il vantaggio indietro di gara che adesso non si concretizza più, sarà punizione biancorossa. Lancio su Sabdul, Proci avrà a contenerlo, il Sabdul lotta fino all'ultimo, bravo Procida. Rimanere duro. Dice che gioca corto. Su Costa, Cina. Di nuovo per il 4. Gastone. Apertura sul numero 3 che scende sulla sinistra, poi cerca un esterno, cerca l'inserimento di Biondo.
Caracappa prova a sfilare via, ha tenuto in campo il pallone numero 9, però non è giocabile per nessuno, solamente per 6 a suo campo. A vuoto Castone, c'è spazio per la corsa di Sabdul che prova a mandare in verticale Colombo, palla imprecisa, anche corta, facile lettura di Costa. Cina, sale Cina e poi va in verticale a cercare Fiorentino che taglia con un pizzico di ritardo. Ottima copertura di Kuyukwame, che termina fuori. Sarà altro rinvio al fondo per Versanti. Qui in anticipo l'8 sull'8, poi Caracappa, Ribaudo, fa partire Caracappa che arriva a sinistra, mette i palloni in mezzo, interessante per Biondo, c'è stato uno scontro fortuito fra Fiorentino e Biondo, brutto scontro qui, Ribaudo a muso duro con il numero 6, ma non c'è stata volontarietà su questo scontro. Comunque si è fatto molto male Fiorentino, ha preso un colpo al posto, il ha firmato immediatamente il gioco. Gioco ancora fermo e cure per Fiorentino, c'era anche Biondo a terra nel frattempo. Adesso Fiorentino si è alzato. Tutto ok e si riprende con... Sta rimessa al fondo, non ho capito bene. Palla da restituire al Bagheria. L'invio di Versanti. Salta il Sabdul che controlla questo pallone. Lo gioca bene largo a destra, sale Canciù. Lungolinea per il movimento di Cozzati, poi Procida, bravo in disimpegno. Pallone che è uscito secondo il guardiani, quindi sarà rimessa a terra per il Casteltermi che ha guadagnato metri. Arriva Vusu per controllare questo pallone, mette il pallone bello per Crusatti, poi allontanato immediatamente Castone. Può distendersi Bagheria con Ribaudo che cerca Caracappa, controllo a seguire, in realtà era una palla in mezzo, non c'è nessuno a supporto. E allora Versanti col rinvio lungo, aveva tutti i difensori schierati lì, invece è andata la palla lunga. Avusu di prima trova Ferrante, apertura per Goffukone che lo controlla bene, una palla difficile che arrivava forte. Ancora il 10 a due tocchi, gioca su Colombo che sbaglia, l'appoggia, allora mette in moto di fatto Biondo che allarga assista per l'arrivo di Caracappa, palla un po' lunga, si deve impegnare il numero 9 che ci arriva, la tiene, prova a spostare su 6 a suo campo che tocca per ultimo, sarà calcio d'angolo. Minuto 28 e secondo corner per il Bagheria, dal primo sulla destra è nata un'importante occasione per Biondo in cui Versanti ha fatto un miracolo di fatto. Saltava Fiorentino a uscire col Mancini. Fiorentino vuole andare diretto, però c'è la Caracappa a rimorchio
Palla di Fiorentina a cercare Procida che vola di testa, Avuso anticipa tutti, però braccio forse alto di Procida, chiamata difficile ma anche un po' generosa, l'arbitro punizione per fallo in attacco. Rimpedi Versanti, Badami si fionda, però buca l'intervento e allora Abdul stava scattando Colombo. Abdul chiaramente lascia il pallone a Ferrante che lo sventaglia per Conego su. Ottia che si avvicina, la Uletanei numero 2, arriva Avuso in soccorso. Florio sul posto, poi Avuso alza il campanile, Costa vola di testa e poi Conego si è anticipato. Biondo, belli contro il numero 11 attaccato da Avuso che lo sgambetta dietro, l'arbitra molto vicino, dice palla ma Biondo rimane a terra e mette un bel gesto di fair play. Ferranti il pallone fuori in out. Allora c'è un problema ed è pronto un cambio per il Bagheria. Ha un problema Fiorentino, forse per il contrasto di prima, ed è pronto il 17. Sembra pronto Virzì. Sì, entra Virzì, è uscito Fiorentino, non ce la fa a proseguire Domenico Fiorentino, è dentro Carmelo Virzì, che è una delle riserve di lusso, se vogliamo dirla così, di mister Pagano. Anche lui alla morbida, nel senso che ha fatto anche il terzino, ed è Mancini, infatti gioca a destra, sfruttando magari il piede a rientrare. Conè gioca lì Ferrante, poi Sabdul tiene in campo il pallone numero 11 che può sterzare su Cina, poi buoni il pallone in verticale per Conego su che va all'1 contro 1 con Costa, prende il fondo, il numero 2 mette il pallone a rimorchio, non può arrivare Colombo, poi la conclusione a rimorchio di Nicola Scusatti che di controbalzo manda alto. Florio, Cina, lancio lungo a cercare Biondo, spalleggiato da Korajek Messi che commette fallo sul numero 11. Sul pallone ex Gemini. Fiorentino esce al campo con del ghiaccio alla testa, ancora dolorante dal colpo alla testa di poc'anzi. Sul pallone l'11, ottima mattonella e ottimi saltatori. Cross di Biondo, troppo su Versanti, poi l'anticipo di Avuso, che rischiò tantissimo, che va quasi addosso al suo portiere. Calcio d'angolo Bagheria. Vedo con gran coraggio, forse troppo pure. Sempre Biondo, stavolta dal corner basso, Costa controlla male, poi scarica nuovamente su Biondo che va al traversone col sinistro, troppo arretrato, sbaglia qui Gancio, poi Badami ce la fa, poi Florio nello strettissimo, non si conclude il vantaggio, sarà punizione Bagheria. Qui Badami sta battendo subito, si opposta Antinoro, cartellino giallo per il capitano. Antinoro ha messo il piede, prova a toccare il pallone per evitare che
possa passare il palo di Badami che sta per battere Pinte e saggiamente ci siamo mosso ribaudo, ma comunque c'è punizione dal limite dell'area praticamente per il Bagheria. E sul pallone va ancora Francesco Biondo. Versanti dispone la barriera. Sono 4. Minuto 34. Parte Biondo che beffa Versanti sul suo palo. Una perla del numero 11 che piazza il gol del vantaggio e stappa la partita 1-0. Segna Francesco Biondo che porta avanti il Bagheria a 10 di fatto. Alla fine del primo tempo ci voleva una giocata di questo tipo per sbloccare una partita complicata che il Casteltermini stava mitigando in maniera ottima. Punizione però calciata benissimo da Biondo. Versanti si aspettava forse la palla sul suo palo, invece Biondo ha calciato molto bene di gol interno preciso a mezza altezza, e questi pali sono pericolosi a tutti i portieri. Beffato Versanti e il Bagheria si porta in vantaggio al 34esimo con Biondo. Con questo di Virzi che tocca mette in laterale. Costa di testa. Virzi mette giù, ma c'è fallo di Costa troppo su Mattias Colombo. Da una metterla simile per il Casteltermini. Adesso la partita si è sbloccata e le cose cambieranno sicuramente dal punto di vista tattico per il Casteltermini, che dovrà un po' alzare la linea. È molto basso a cercare di arginare il 4-2-3-1 offensivo di mister Pagano. Punizione sul pallone, c'è Angelo Ferrante. 3 in barriera per Miceli più i saltatori in aria. Ferrante va in area di rigore a cercare sul secondo palo. L'inserimento di Canciò ha messo una gran palla il numero 10 e l'ultimo a sbucare è stato il numero 3 che non trova la portina a lungo. Anche Avuso andò sul pallone Maria Fede, l'ha toccato il numero 3. O forse è con Messi, ha toccato con Messi. Lancio lungo verso Biondo, ha toccato con il Messi, ma c'è fuori gioco del numero 11. Antinoro 6 a suo campo per Ganciu, esce a giocare, poi Florio senza fallo si gioca e allora Badami, anzi Castone per Biondo che serve il ribaudo, che è costretto a scaricare ancora sul numero 11, largo Caracappa, va Biondo, scarica ancora per Badami, c'è fallo ma c'è il vantaggio con Badami che aveva trovato l'imbucata preziosa per Caracappa. Fischiato ancora, fallo e punizione da un'ottima mattonella qualche metro più indietro per il Bagheria. Sempre Biondo, sembra un replay dalla posizione di prima, ne mette infatti 5 stavolta Versanti cercando di mettere un po' più spostato la sua parte Canciù, però occhio che gli posso aprire visuale, va ancora Biondo, stavolta va sopra la barriera, ma pallone alto conoscendo. Versanti, Castone con la spalla più che con la testa, poi Biondo prolunga bene per ribaudo, ancora per l'11 che calcia al volo, diventa un assist per Caracappa che si era inserito bene, aveva capito la traiettoria di questo pallone ma non arriva il numero 9, però tanta qualità ancora fra gli scambi di Biondo e ribaudo.
il 10 e l'11. Oggi chiaramente un altro lavoro, anche se ricordo si è comportato benissimo, centravanti. Poi l'impunità per Conegaus su lungo, c'è in vantaggio Cina che poi sbaglia e perde un brutto pallone. Conegaus su, pallone a rimorchio per Colombo che calcia con il destro dopo il controllo. Facile per Miceli, destro piazzato troppo morbido. Facile preda del numero 1 bagherese. Qui disattenzione Cina che si è addormentato e Conegaus gli ha scippato il pallone. Ora forse puoi, ora forse! Cina di nuovo per il numero 8 che va a sventagliare dalle parti di Caracappa, salta Canciù che va a voto, poi Caracappa forse a controllo con un braccio, senza forze leva il forse l'arbitro, punizione per il Casteltermini. Poi gioca su Ganciù che ha un po' di campo per andare, se lo prende il 3 che però a cambiare lato male su Avusu, deve retrocedere con Egos. Avusu gioca dietro su Korajek Messi, il Sabdul ottiene di Gastone e palla cash sul bello di 6 a suo campo che si accontenta di rimessa. Crusatti senza fallo fuori che l'ha contenuto bene. Avusu, controllo difettoso, la porta via Virzi che poi scivola sul pallone, allora Avusu può riconquistarla. Grande palla a destra su Ganciù, la mette giù il 3, punta Gastone, prende l'esterno, ancora Ganciù, deve frenare. Poi ancora 1 contro 1, la sposta sul destro, va al cross sul secondo palo, scavalcati tutti, Virzi mette fuori, raccoglie Avusu che ricomincia su Nicolas Crusatti. Il Sabdul si abbassa quasi da trequartista, gioca su Ganciù ancora contro Gastone, bello il triangolo, la palla di ritorno però di il Sabdul non è precisa. Buono questo tentativo con quel Casteltermini che è rimasto lì. Adesso, come detto, dopo il gol del 1-0 ha decisamente alzato i baricentri. Pronto alla reazione anche offensiva. 41esimo, 1-0 Bagheria, al 34 la sbloccata Biondo su punizione. Dopo una mezz'ora studiosa. Gastone. Bella la finta e poi atterrato e Sabdul punizione. Continua a scendere davanti al campo per la botta alla testa. Riccardo Dante deve abbandonare il campo, ma è sostituito da Virzi. Procida ricomincia da Miceli che va a lancia a cercare il ribaudo, si appoggia su lui, Korajek Messi, poi sei al suo campo con la coscia dietro da Versanti. Procida vola di testa a prendere questo pallone. Ganciù, pallone in verticale per il Sabdul che è scappato alle spalle di Gastone, avanti a sé Procida, pallone a rimorchio, Gastone ha chiuso e Procida deve liberare. Ribaudo, palla lunga per lui, Biondo continua la corsa, Antinoli indietro da Versanti che non rischia e spazza via. Arriva Gastone a batterla. Biondo, sempre lui, incontro in appoggio. Ancora Gastone, la vuole portare sul piede forte che è il destro. Ancora Gastone, aspetta l'avversario, prova a prenderlo sul tempo. Confusione quella parte, poi Gastone risolve, va al traversare sul secondo palo. Ottimo momento di ribalto ancora. Poi Ferranti, insegue il pallone, ci arriva il numero 10. Lo tallona Cina, Ferrante scarica ovviamente su Korajek Messi. Ferranti
lancia, cerca di Sabdul, Costa con la spalla, troppo però con il braccio, poi Sabdul che spinge Costa, intanto giallo per Costa perché ha evitato che poi le possa passare, ha cercato di cavarsela con un momento a diversi con la spalla, ma più braccio che spalla per il 4, punizione per il Casteltermini dai 30 metri circa. Ferrante sul pallone. Stessa situazione di prima, posizione sul lato sinistro del campo, affiata al piede di Ferrante che cerca lo schema, forse arriva Conè che come Costa poc'anzi si aiuta con un braccio, fa lì attacco. Cristian Costa, ancora un minuto più eventuale recupero da giocare, 60 secondi di questo primo tempo, della 22esima giornata. Lancio di Gastone, in realtà è una palla spazzata che diventa, cioè, o almeno potrebbe diventare buona per Virzì, ma non era di fatto un lancio, però permette al Bagheri di salire in pressione. Versanti va ancora a rinvio lungo a cercare i centimetri di Colombo e di Sabdul. Florio attaccato, se la cava ancora benissimo con grande maestria, trova Badami che trova tra linee e ribaudo. Florio può andare largo da Gastone che sta salendo il numero 3, movimento di Caracappa, Gastone vuole andare all'1 contro 1 contro Crusatti, lo salta Gastone che prende il fondo, va al cross col mancino per ribaudo, c'è Virzì che controlla bene, la sposta sul destro, prende il fondo anche lui, mette il pallone a rimorchio, Conè ha chiuso e poi fallo di Virzì che ha evitato che Conè possa scappare via. Un minuto di recupero aggiuntivo dato al direttore di gara, quindi si giocherà fino al 46esimo. Partita d'aula per 20 minuti di recupero, rinvio di Versanti. Colombo con la spalla in qualche modo sul disturbo di Cinà, poi con su una palla a metà strada, poi ancora Cinà, ci arriva lui. Biondo, ottimo l'anticipo, scarico su Badami che alza il campanile su cui piomba Vusu, controllo a metà e allora Florio a leggere sempre questo pallone. Va da Caracappa, 1 contro 1 dentro per il movimento di Florio che è arrivato bene, si ferma Florio che si appoggia ancora sul numero 9, Caracappa con la sola, rientra, va saltato a metà 6 a suo campo, poi ancora Bagheria per i 30 secondi finali di recupero, anzi no, di meno, c'è praticamente un fallo su Caracappa ma era già arrivato il fischio direttore di gara che dice che va bene così per il primo tempo. Bagheria che chiude in vantaggio per 1-0 grazie alla rete su calcio di punizione al minuto 34 di Francesco Biondo, squadra a riposo, e noi torniamo tra poco per il secondo tempo. Amici di Sportisti di Ciao, da Salvo Geraci, siamo live dal Polisportivo e Fulgatore Geraci, 23esima giornata del girone A di eccellenza siciliana. La finta e la battuta respinta, allontana l'Oppizio di testa, poi il tiro di controbalzo di Manuel Natella, Geraci in velocità con l'avanzata di Giovagnoli, verticalizzazione, Marcio Fernandez entra in area, non esce il destro, Daguano il suo destro in mezzo, colpo di testa verso il secondo palo di Onuoa, lancio lungo verso Genna che manca l'aggancio per pochissimo. Scalisi, Marcio Fernandez per la corsa di Pineschi, cross in mezzo col mancino, secondo palo del Monego ad anticipare De Morra, prende Pineschi, passaggio dietro, pallone che scorre e libero Giovagnoli per calciare
parte Pineschi, primo palo, pallone dietro, Scalisi, tiro respinto, De Morra lo ricicla per Diego Fernandez, Grimaudo. Invece Portellala, oltre la traversa, alla battuta c'è Todaro, parte lui, la chiama Barbagallo a vuoto, Razak vicinissimo a calciare, sempre il Fulgatore in proiezione offensiva. Onua, pallone dietro, Daguanno lo riserve per la conclusione di Natella. Natella, lancio morbido in aria per l'ala, cerca di coordinarsi Onua, poi Razak stava aspettando il pallone, lo spazza via Ogbonda. Torna a farsi presente la pioggia, Genna all'interno, Natella, area di rigore, cross basso dietro, scivolata di Scalisi, cerca di calciare Onua, Ogbonda, Albanese, legge i tempi contro l'ala e può avanzare, ancora Albanese, il cross respinto da Natella, è sempre del Geraci questo pallone, Giovagnoli, cross, rientrare, non ce la fa a colpirla di testa Guadagnoli. Il recupero di Scalisi su D'Amico, avanza il Geraci, pallone allargato su Marcio Fernandez, al limite Fernandez bloccato. La punizione di Scalisi, secondo palo, Guadagnoli! Giuliano Guadagnoli, gol annullato però per posizione di fuorigioco. Diego Fernandez contro Genna. Diego Fernandez, l'entrata di Genna alla meglio, l'esterno del Geraci mette dentro, deviazione, calcio d'angolo. Scadono adesso i minuti di recupero. E infatti è ufficiale lo 0-0 tra Fulgatore e Geraci. Una partita in cui non abbiamo visto un tiro in porta. Il rigore ci avrebbe dato un punto che però non so quanto avremmo meritato durante la partita, perché non mi è piaciuta la squadra, ma non mi è piaciuta tutta la settimana. Abbiamo preparato male la settimana, siamo arrivati molli come se il Mazzara 46 fosse una squadretta, ma chiaramente non è così, ce l'hanno dimostrato sul campo. Abbiamo regolato il primo tempo e poi il secondo tempo avremmo anche potuto pareggiarla, ma ci siamo messi per prendere il 2-0 3-4 volte in contropiede e non l'abbiamo preso per miracolo, per cui non sono soddisfatto, certo ero più contento se la pareggiavamo all'ultimo minuto, però il rigore si sbaglia, Gianluca ne ha sbagliati pochissimi con me, quindi niente da dire, il rigore sta designato, può capitare, si deve reagire, ma è chiaro che tutti hanno perso in casa quest'anno, anche Nissa e Pro Favara, solo la Folgore non ha perso, quindi può capitare. L'importante è reagire, da martedì cominciare a lavorare duramente e mettere la concentrazione, la determinazione, l'umiltà che ci caratterizza, perché se noi pensiamo di giocare sul velluto, sulla tecnica e sulla classe, abbiamo sbagliato completamente atteggiamento. Ci mancano ancora tante partite e dobbiamo resettare e ricominciare. Le cose da questo punto di vista non stanno andando tanto bene. Adamo è rientrato dopo un lungo infortunio, ha preso un pestone al piede gonfio, non siamo riusciti a metterlo in campo. Ganci aveva fatto una contrattura, lo abbiamo fatto giocare 15 minuti, il lunedì è andato con la Juniores e ha avuto una ricaduta. E quindi insomma dobbiamo avere maggiore cautela, credo, perché sono giocatori importanti che ci servono tutti, e cercare di stare un po' più attenti. Sconfitta meritata, una prestazione la più brutta della stagione da parte della squadra. È inspiegabile la metamorfosi che abbiamo visto oggi, ma forse qualcuno alla luce dei risultati che erano stati fatti, forse magari ha pensato che di entrare in campo un po' con supponenza, sufficienza, e noi sappiamo che questo non ce lo possiamo permettere. Noi abbiamo ottenuto questi risultati quando la squadra ha lottato pallone su pallone, è stata grintosa, cattiva, ha voluto vincere. Oggi tutto questo non c'è stato. Non so se l'area di alta classifica magari ha fatto male, anche se in settimana devo dire un po' avevo annusato qualcosa che non andava, perché anche negli allenamenti non avevo visto il solito ardore e la solita grinta. Abbiamo regalato un tempo,
non siamo scesi in campo nel primo tempo, anzi diciamo siamo stati fortunati a finire il primo tempo soltanto con un gol di stacco. Poi il secondo tempo si è anche giocato un po' meno, perché anche grazie all'esperienza dei giocatori del Mazzara 46 il gioco è stato molto interrotto, però devo dire che il secondo tempo la prestazione è un po' salita di livello e avevamo avuto l'occasione a pochi secondi dal fischio finale, un rigore ineccepibile, e purtroppo i rigori non li sbaglia solo chi non li tira. L'abbiamo fallito e non so quanto avremmo meritato il pareggio. Certamente la sconfitta è meritata, però diciamo, se avessimo segnato il rigore certamente sarebbe stato un punto d'oro, considerato che all'andata abbiamo giocato noi per 75 minuti e ha vinto la Mazzarese con un tiro in porta, quindi il calcio è anche questo. Però ci rimbocchiamo le maniche. Ovviamente io sto parlando della partita di oggi, non sto parlando del campionato. Il campionato resta sempre di alto livello e vanno ringraziati i ragazzi, però spero che questa sconfitta serva da monito, perché loro stessi devono capire che da qui alla fine sono delle battaglie calcistiche abbastanza intense, e se si gioca col piglio di oggi certamente rischiamo di fare brutte figure. È stato un arbitraggio un po' all'inglese, però non sono, diciamo, desidero non parlare degli arbitri. Ha fatto la sua partita, c'è stato il rigore, ce l'ha dato, non accambiamo scuse, nel senso che la sconfitta è da addebitare all'arbitro, la sconfitta è da addebitare a noi, alla prestazione in colore, quindi l'arbitro ha fatto il suo, ci sarà l'organo tecnico che lo valuterà. Non intendo da qui alla fine della stagione esprimere giudizi sugli arbitri. Di nuovo in diretta dal comune di Bagheria per il secondo tempo di Bagheria Casteltermini. Il primo tempo si è concluso sul risultato di 1-0 per la formazione di casa nerazzurra, con la firma su calcio di punizione di Biondo, che ha beffato Versanti sul suo palo e ha portato in vantaggio Bagheria, con un Casteltermini ovviamente molto chiuso e che ha giocatori di fisicità in mezzo al campo e dietro, e ha anche uomini di corsa, di gamba, come gli esterni e i due centravanti per partire, ed è quello che ha provato a fare con i Bagheria, che però si comportò benissimo anche difensivamente, non solo offensivamente. Ha saputo creare tanto, aveva fallito due occasioni importanti di ribaudo sul mercato da Fiorentino, ma poi ci ha pensato Biondo con il gran gol su punizione a sbloccare una partita comunque chiusa, non facile. Il Casteltermini ha concesso poco in realtà. Adesso vediamo come si comporta la squadra di ospite nel secondo tempo. Dopo l'1-0 ha alzato anche tanto il baricentro, con gli esterni più alti, il centrocampo più alto, però chiaramente questo deve essere fatto bene, perché il Bagheria è una squadra che si salta negli spazi, ha tanta qualità in tutti i reparti, specialmente in mediana e sulla tre quarti. Siamo pronti per il secondo tempo. Allora, questo è il risultato, come detto. Si riparte dall'1-0. Adesso il calcio al via del secondo tempo lo darà il Casteltermini, con Ferrante, che è stato uno dei migliori in realtà del primo tempo, pardon. Ha trovato anche due occasioni importanti su due cross messi dentro.
però detto arbitro che arriva adesso, tempo. Torna anche la terna arbitrale con i tre vari assistenti. Adesso sì che è tutto pronto per il secondo tempo. Prima il check alle reti, chiaramente di consueto. Arriva l'arbitro con il pallone, ma il pallone già è in gioco. Stessi 22, quindi stessi 11 per il Casteltermine, stessi 11 anche per il Bagheria, che però ha dovuto effettuare un cambio forzato nel primo tempo togliendo Fiorentino, che ha avuto un brutto colpo alla testa, ha preso un brutto colpo alla testa, è uscito anche dal campo, forse ha fatto gol, non vorrei dirlo, ma brutto ospedale perché è uscito dal campo, proprio dallo stadio con il ghiaccio alla testa. Chiaramente per il numero 7 che sta facendo un'ottima partita. Rientrò Virzi poco prima del gol di Biondo e adesso però va a sinistra, che è andato a destra nel primo tempo, quindi cara K adesso fa l'esterno destro e Virzi con lo mancino. Ferrante si appoggia su Ganciù, controllo orientato per liberarsi, va al cross, Florio chiude, poi Gastone in laterale, quanto meno che per il calcio d'angolo. Se potrà gestire questo pallone. Con le mani Gastone. Rimessa lunga, non arriva Biondo, non può arrivare il rebound anticipato, poi Antinoro va all'indietro a Versanti. Dopo interventi al primo tempo, ma sul gol di Biondo non ha potuto nulla. Rinvio del 21, Costa anticipato da Sabdol che è in fuorigioco di rientro. E la punizione in mezzo al campo per il Bagheria. Sistema il pallone Costa. Lancio lungo del 4, ha saltato bene Correa Messi, poi Abuso prova a uscire con la corsa il 4, pallone prevedibile letto da Florio con un fallo poi su Mattias Colombo, punizione per il Casteltermine. Abuso cerchi il lancio per il Sabdullo che si tenta sempre lungo, qui invece è venuto incontro, qui si aggancia con Gastone, commette fallo 11. Ovviamente aggancia involontariamente Gastone e il Sabdul. Korajek Messi all'indietro da Versanti che alza il campanile, testata di Badami, poi Korajek Messi sbaglia completamente e mette in gioco Caracappa che rimane comunque in fuorigioco, ribaudo poi arriva e alla fine pallone messo in laterale, ha rischiato tanto il 6 ma Caracappa è stato costretto a disinteressarsi del pallone, comunque rimessa per il Bagheria. Cina con la rimessa lunga, cerca direttamente l'area di rigore, messo fuori Conegos, poi Colombo prova a far uscire il Casteltermine, ancora Conegos, va a coprire, va a tappare il buco Florio, poi Avusu, Badami con la gamba un po' tesa, troppo per i gusti
del direttore di gara che fischia fallo. Cina. Ingresso numero 18 per il Casteltermini. Qualche secondo fa prova subito a mettersi in luce qui con questo pallone. Cross in mezzo! Issa Abdulbasit con un gol strepitoso, fa 1-1, dal nulla inventa una magia, ce l'ha scritto sulla maglia, il risultato super gol e il Casteltermini pareggia alla Ibrahimovic. Issa Abdulbasit, che gol, 1-1. Il Mischia anticipa Procida con lo scorpione, rimane immobile Miceli che non si aspettava questo colpo di genio di Issa Abdulbasit che pareggia la partita 1-1. Super gol del centravanti del Bagheria, del centravanti del Casteltermini. I centravanti sono così, possono avere le partite scomode, possono avere pochi palloni giocabili, ma su questi palloni in aria, se sei bravo, se uno dei centravanti li metti dentro. Qui ha bucato come senza di questo campo, Birzi prende il fondo, pallone sul secondo palo per Caracappa che lo mette a rimorchio troppo morbido, però non c'è nessuno a raccogliere. Conego su, sombrero da terra su Gastone, allunga il pallone, mette il tubo Conego su, ma c'è in netto vantaggio Costa che alleggerisce per Miceli. E si è cambiata la partita con l'ottima partenza del Casteltermini in questo secondo tempo e con la magia di Issa Abdulbasit. Conclusione qui di Colombo, che si impena, poi Florio prova a mettere fuori Avuso contro così, Virzi morde le caviglie, ruba Penotti il pallone e poi sventagliata di 6 a suo campo, c'è anche il Abdulbasit, anticipo di Costa, ma c'è la fuori gioco del numero 11. Un gol con un'acrobazia con grande qualità, ci vogliono grandi qualità tecniche per fare i gol che ha fatto il Abdulbasit, che pareggia all'improvviso la partita. Costa, otto il coppista di Coraglia e Camesi, messa laterale. Florio a rimorchio per Gastone, questo è centrocampista, Gastone la porta avanti, guarda la porta, rientra sul destro, prova Gastone, destro alto di poco, ha fatto una bella giocata di numero 3 e poi conclusione che non scende. Rinvio di Versanti. Cercare Todaro, poi Caracappa con l'esterno per giocare. Poi ancora qui Caracappa sbraccia un po' su Todaro, pallone che è uscito. È uscito Cruzatti. Al posto all'entro di Pavenzzi Todaro. Nel frattempo va a parlare un po' con Caracappa. Costa, Cina, dietro addirittura da Miceli. Salvo Florio, pressato bene da Colombo. Badami, Mesi a voto, pallone che è uscito, la rimessa per il Bagheria, Mesi ci hanno toccato, ha battuto comunque rapidamente la formazione di Pagano, in area Caracappa, poi il ribaudo chiuso a 2, c'è intervento di stesso campo, poi ribaldo a terra, non c'è nulla, secondo l'arbitro tutta la panchina del Bagheria a protestare, con il ribaudo che era arrivato prima dell'avversario.
che secondo lui lo tocca da dietro. Comunque il Bagheria insiste con Badami. Caracappa da impegnarsi per ancora. Badami palleggiando, esce con grande giocata, vola Versanti. Cosa ha fatto Badami? Non è finita, pallone in mezzo, ancora Versanti. C'era stato un altro mezzo contatto su Badami che ha fatto una giocata pazzesca, palleggiando e poi destro, su cui ha fatto un miracolo Versanti che salva su Badami. Però l'episodio dubbio poi di poc'anzi sul ribalto più che questo su Badami. Rinvio lungo di Versanti. Qui Costa si addormenta anche Procea, che ha detto che lasciò tutto a Costa, per noi la prendi tu, e stava per arrivare il Abdul Basit. È cambiato il match, sicuramente è cambiato l'approccio a Casteltermini e il morale del Bagheria. Antinoro, pressione di Biondo che tocca, Birzi, dietro per Gastone. Ora Gastone, c'era Florio, Gastone cerca la pallonga per Birzi, ha sbagliato l'intervento 6 a suo campo e la Birzi prova a scippare il pallone, Antinoro in disimpegno. Ganciu la tiene in campo. Poi bello uscire di 6 a suo campo, Procida sbilanciato senza fallo però e la può scappare via Abdul Basit. Punta Costa, poi un'altra parte dove sta arrivando Conè, il controllo sinistro di Conè Cosso addosso a Cina, ancora il numero 2, riesce a scaricare su Mattias Promesso, quasi da trequartista, è penetrato, si appoggia su Todaro che l'aveva portato sul destro, pensava al cross, ancora Casteltermini che sembra un'altra squadra nel secondo tempo. Qui troppa fretta però in questo pallone, allora Biondo può far uscire i suoi, allarga per Virzi che mette il turbo, lo va a prendere Ganciu, poi sbaglia Virzi che cercava il movimento incontro di uno tra Biondo e Ribaldo, non è arrivato nessuno dei due. E allora due tocchi Colombo, mette in moto Ferrante, pallone in verticale, cerca il taglio di Basit, poi Cina a chiudere, Florio sventaglia a destra dove sta partendo Caracappa che non può arrivare. Con la manicina Caracappa spinto nettamente da Todaro, l'arbitro però non fischia e Caracappa protesta, era già stato in San Bonito. Caracappa protesta perché comunque la rimessa sarebbe stata il Bagheria, infatti arriva la correzione dell'arbitro. Alla fine ha fischiato falli, quindi punizione dell'azzurra, sale Procida che vuole andarsi a prendere questo pallone. Sul pallone Biondo mette il pallone teso, Badami lo gira alto di poco, non ci sa la conclusione. Rinvio di Versanti, anticipo di Ferrante sul Procida, poi Florio, Gastone, lancio lungo, poi Antinoro, brutto questo problema, poi Virzi, forse attaccato di mano, Avusu si gioca con Ribodo che avanza, Avusu recupera bene questo pallone. Ferrante in verticale per Basit, ha bucato Procea, va via Basit, posizione regolare, Basit infila Miceli, fa 2-1 per il Casteltermini, si è spento il Bagheria, si è svegliato il Abdul Basit su una palla visionaria spaziale di Ferrante. Adesso il Casteltermini è in vantaggio in 5 minuti, la doppietta di Abdul Basit e il Bagheria è rimontato incredibilmente al Comunale. È cambiata completamente la storia di questa partita.
doppietta all'11. Con il duello perso a centrocampo e poi la palla di Ferrante su cui ha sbagliato il tempo Procida. E poi Basita andato via in campo aperto con la gamba che ha, con lo strappo che ha, impossibile prenderlo, e poi Freddo davanti a Miceli. La mette all'angolino. Adesso partita che è cambiata radicalmente e continua a essere così. Mi sta pagando, ha giocato qualche... Qualcuno alla panchina ha chiamato Bonanno che è pronto a entrare. Capisce che il problema forse è a centrocampo. Lancio di Ferrante. Messo fuori Cina. Poi Caracappa si allaccia ancora con Todaro. E stavolta va a ammonire Todaro. Adesso è pronto il cambio con Bonanno. Pronto a entrare, ma si aspetta ancora qualche secondo. Cina di testa. Il Abdul Basit. Buon il controllo, poi lo scarico su Avusu, che allarga a destra. Pallone un po' sul battaglamento, Cassano gestisce bene. Poi Abdul Basit porta avanti per che termina. Sistemi il pallone ma va in due corti. Cina. Lancio lunga, cerca i momenti di Biondo. Prende lo spazio, poi il rimpallo che fece il ripaudo, che lo gioca su Biondo in area di rigore, aveva calciato, Versanti aveva parato, ma c'è il fuorigioco. Posizione di fuorigioco del numero 10. Rinvio di Versanti. Bola, Cina di testa. Prima che Cina. Todaro. Ferrante di prima, trova un'altra grande palla per la corsa di Cone che mette il pallone a rimorchio, ancora pericoloso, stavolta però ci ha chiuso. Poi pallone per Ferrante! Con il destro al limite, palla fuori di niente, ma il Bagheria deve darsi una svegliata, perché qui ci è mancato poco e Ferrante la metteva dentro per il 3-1. Castelfranco un'altra squadra in questo tempo. Un altro gioco. Procida, anche il Bagheria però di fatto lo è. Sempre per il discorso che le partite non sono un fatto tattico, sono sicuramente un fatto tecnico-tattico, ma sono in primis anche un fatto mentale. È arrivato un gol all'improvviso su... Di fatto nessun errore del Bagheria, perché non c'è stato nessun errore, se non magari un anticipo, ok, però tutti i meriti di Abdul Basit per il gol dell'1-1, che è stato un colpo da maestro, una gran giocata che pochi possono pensare da lì in quella situazione per mettere dentro l'1-1, e poi l'errore c'è stato lì visibilmente su quello 2-1, per il Bagheria ha già caduto in un loop da cui deve assolutamente uscire, ma ci sono ancora 28 da giocare più recupero, partita è lunga. Bella triangolazione qui. Florio. Biondo perde il pallone, poi aggancia fallosamente Mattias Colombo e porta a casa contribuzione.
Badami. Cambia su Gastone che di testa gioca di prima su Virzì, che salta, viene dentro il campo, poi allarga su Gastone, anticipo di Avusu e poi bravo a pulire. Ganciù e salta il Basit, Capisciutto Florio che intercetta. Costa. Cina. Badami riceve dall'altra parte, c'è solissimo Virzì largo, servito, sei a suo campo, ha capito, però ha letto bene. Palla che comunque arriva al numero 17. Non c'è la sorpresa di Castagna, pallone perso e subito spinta avanti per Basit che sta mettendo in difficoltà Procida adesso. Badami pressato a 2, se ne libera il 6 e mette in moto Cina. Poi di primi in verticale per Biondo, ribaudo contenuto, simulazione di ribaudo. Simulazione di ribaudo, c'era stato già il contatto dubbio con Ribaudo che aveva protestato l'arbitro che aveva accennato al numero 10 di alzarsi e quindi è fischiata la simulazione a ribaudo e la munizione per lui. Secondo monito di gara. Minuti versanti. Qui è scivolato Gastone, non c'è il ponte falloso di Ganciù. Il Abdul Basit prende il fondo, mette il pallone in mezzo troppo alto. Questo cross non c'è deviazione, rimessa al fondo. Basit presta per il calcio d'angolo, ma non sembra esserci stata deviazione. Cina pensa alle soluzioni di Mister Pagano, Bonanno non è ancora entrato. Rimpallo, scappa via Ribaudo, bravissimo Korajek Messi che rimonta e mette in calcio d'angolo. Va a battere Biondo, sempre Procida, Costa, Flori in aria insieme a Caracappa, Virzì e Ribaudo. Pallone al centro dell'aria, lo mette fuori Avusu. Può arrivarci ancora Biondo contro Ferretti. Ha il problema di girarsi a 2 addosso, però a portare a casa un fallo, poi da terra Biondo per a passare, poi stoppato da Todere. Adesso il Casteltermini torna a contenere anche l'offensiva del Bagheria. Caracappa però a spizzare, arriva prima Mattias Colombo, poi Gastone calcia, deviazione e poi Abdul Basit, ma si è intromesso l'arbitro, quindi questa palla si torna Bagheria forse. Occhio perché c'è il possesso e torna a Bagheria al limite. Ma si è da distanza, Ribaudo calcia sul fondo, di fatto con l'assist dell'arbitro. E adesso è pronto il cambio, era già pronto prima Bonanno e adesso fa il suo ingresso in campo, prende il posto di Costa, quindi Pagano decide di cambiare tutto perché mette dentro Bonanno, probabilmente si abbasserà Florio che ha già fatto i centrali in passato, quindi toglie un centrale, mette un centrocampista. Adesso vediamo chi si abbassa adesso. Bonanno va più alto. Allora, ad ora, da quello che si vede qui, il Bagheria rimane a 3 dietro. Con di fatto Cina e Gastone che sono i braccetti di destra e di sinistra rispettivamente. Poi potrebbe anche abbassarsi Virzì a fare il terzino, però ci ha appena detto stai alto, stai alto. Bagheria così rischia di scoprirsi. Comunque Pagano non ha nulla da perdere adesso. Qui Todaro allunga il pallone e viene ammonito anche lui. Per la terza munizione di gara e ancora Ribaudo contro arbitro, occhio che Ribaudo è già ammonito. Continua le proteste numero 10. Arriva Biondo a calmarlo.
c'è tanto nervosismo adesso sicuramente per la sua azione, però l'ultima cosa da avere in questo caso, bisogna di trovare lucidità per il Bagheria. Konega o su per sprintare su Badami, poi palla tra le linee a cercare a trovare il Abdul Basit, si è opposto Bono che di fatto ruba il suo primo pallone ed è il primo anche toccato. Badami, intervento in ritardissimo, Todoro che è già ammonito, ha rischiato tantissimo, tuttora rischia grosso deve finire l'azione. Virzi, grande sprint per resistere, filo sul stesso Campos, lo scalcio un po', fa laterale nell'azzurro, continua a parlare il ribaudo. Bonanno, bello il controllo, poi però un po', poi questa qui ad andare da solo, poi Virzi fa lo stesso, si è suo campo, esce, poi Gastone col sombrero sull'alto 3, la porta avanti, non c'è fuori su Gastone, c'è il vantaggio, adesso c'è il fallo. Florio batte subito, grande palento per Ribaudo che controlla, Ribaudo mette in mezzo, ha salvato tutto Avusu, l'ultimo a toccare, Ribaudo rimesso al fondo per il Casteltermini. Gastone di testa, 6 a suo campo, poi ancora Gastone con il destro a trovare Virzi che prolunga per Bonanno che scappa via, al limite Bonanno cerca Ribaudo che va di tacco, lo scarico per Biondo che calcia con il destro che viene deviato, calcio d'angolo infuriato, Korajek Messi con i compagni per la poca collaborazione difensiva, calcio d'angolo Bagheria, adesso va a caccia disperatamente il 2-2, 20 da giocare. Tutto ribaltato, 2-1 Casteltermini. Biondo alla bandierina, pallone sul primo palo, c'è la Procida anticipato, lo raccoglie Scinà che lo rende vivo, lo gioca su Francesco Biondo, finta di corpo su Ferrante, non c'è fallo del 10 del Casteltermini, è scappato via Ganciù, anche il Abdul Basit che può andare via, d'altra parte arriva come un treno Ganciù, Basit va da solo, non lo tiene Gastone, Basit in mezzo, Ganciù per il 3-1 in contropiede dopo la doppietta, adesso Basit anche con l'assist e il Casteltermini vola sul 3-1, Procida infuriato perché l'arbitro non ha fischiato il fallo su Biondo e da qui nasce il 3-1 del Casteltermini che adesso ha +2 sopra, incredibile al Comunale. Secondo tempo completamente diverso, 3-1 Casteltermini. Basit poteva servire subito, Ganciù che era completamente libero a destra, invece ha affondato in velocità su Gastone che non l'ha potuto tenere e palla dentro per Ganciù, sotto misura non può sbagliare, 3-1, contropiede perfetto il Casteltermini e tenta calciare la Bagheria. Dopo c'è Basit a terra che è forse un problema di crampi e direi che è molto probabile. C'è ancora il Basit a terra, è ok per rientrare. Bonanno riprende il gioco con il Bagheria super offensiva, pacco di Colombo nello stretto, impensabile, poi Ferrante ancora per Colombo, fa la lunga e ci viene Procida che poi conquista campo e addirittura va a fare l'attaccante. Virzi finta su 6 a suo campo, prende il fondo 17 che rientra ancora, non crossa, poi la mette dopo Avusu, c'è stato un contatto, è fatto malissimo Virzi che urla di dolore, però c'è stato un brutto scontro anche con Avusu. Ancora a terra Virzi, c'è stato un contrasto duro con Avusu, infatti arriva anche lo staff sanitario in campo.
c'era ancora Usu. Incredibile ribaltamento del Casteltermine nel secondo tempo. Adesso è pronto il cambio, il secondo per i biancorossi dopo Todaro, che è entrato a fine primo tempo. Ingresso in campo di Giuseppe Noto, il numero 16. Pallone in mezzo, messo fuori. Ganciù sta facendo praticamente l'attaccante e spazza via. Sarà rimessa a Bagheria che prova ad accelerare le procedure. Rapidamente a battere Bonanno. Gastone si è messo di fatto con un 3-4-3 il Bagheria. Virzì, palla lunga, si impegna per arrivarci, non la tiene in campo Virzì. È uscito Sato Basit, che ha avuto problemi di crampi ma non ce la fa a continuare. È entrato Noto e ha fatto a fare l'attaccante. Noto, bello, anticipo su Gastone e poi prova ad andare Ganciù che scappa via. Gastone lo fa sedere, scappa via il 3 che è velocissimo, punta Procida, ancora Ganciù, non lo ferma, lo destro di Ganciù, addosso a Procida, una furia il numero 3 del Casteltermine adesso, che ha ancora energia da spendere, le sta spendendo alla grande. Qui finta su Gastone, clamoroso. Con le mani 6 a suo campo a cercare Noto, che adesso fa subito lavoro di protezione, un po' da pivot, contenuto da Virzì, che mette in falla 3, forse angolo. Rimessa al fondo. Proteste di Noto che va addirittura a muso duro con Guardalino. Cina. Ancora Cina. Bonanno con l'appoggio su Badami che riesce a giocare col sinistro su Caracappa. Badami prova a infilarsi in mezzo a due con tutto bene. Fa giocare l'arbitro. Poi Procida. Ancora Procida. Non è spazzato, Aria Micea a raccoglierlo. E se Ganciù offre l'attaccante praticamente, sfruttando la velocità. La spizzata di Biondo, buona per Caracappa. Ottima chiusura di Corai e Kmesi. Sarà rimessa nell'azzurra. 78 sul cronometro. Cartellino giallo per il Casteltermine nel frattempo. Questo è gioco con le proteste qui. Tutti dentro per il Bagheria, Procida che rimane a rimorchio e Gastone dietro. Cina è pronta alla rimessa lunga. Cercare sempre Biondo, ha chiuso Mattia Spoloni. Alta rimessa, sempre Cina sul punto di battuta. Procida per Cina che va al cross basso, Bonanno, controlla male. Palakesh. Rinvio di Versanti. Procida di testa all'indietro, di fatto per Miceli. E Sanchez fa la punta sfruttando la velocità che non è una punta. Caracappa
passa in qualche modo anche sulla scioglia di Todaro, che è entrato in maniera pericolosa. Todaro sta rischiando tantissimo. Ribaudo prova ad andare via, dentro il pallone per Biondo che calcia, palla che si impenna, sarà calcio d'angolo. Todaro sta rischiando tantissimo, anche Caracappa comunque. Corner di Biondo, tutti dentro il Casteltermini praticamente, tranne Conè. Biondo in mezzo verso il ribaudo anticipato da Colombo, poi Cinà in qualche modo lontana Puso, col petto, poi ha sbagliato Castone e adesso c'è fallo. Ponte Fossi Castone che aveva anticipato Canciu. Altro che cauto male Castone. Dice alla fine più si presume sostanzioso recupero. Pepe. C'è ancora a terra Canciu. Il Casteltermini non ha chiaramente più voglia di affrettare le cose, perché non ha motivazioni per farlo. Ecco, ne a terra non Canciu, ma si rialza il numero 2. Però c'è anche dire che hanno corso tantissimo gli esterni del Casteltermini, quindi normale che siano acciaccati. È stato costretto a uscire per crampi Basit, autore della doppietta dell'assist, che di fatto stanno dicendo la partita. Sul pallone Procida, vediamo se va in porta. Col sinistro Procida! Largo. Questa idea perché ha il sinistro potente. Altro cambio per il Casteltermini. Non ce la fa Conè, va dentro Sclafani con il numero 13 che prende il posto in fascia di Conè Cossù, entra Sclafani con la 13. Si piazza in mezzo Sclafani. Procedi di testa. Bonanno. Poi Biondo intervento, poi Avuso riesce a giocare lì prima. E poi grande palla con l'esterno di Colombo che fa viaggiare Ferrante. Aspetta il movimento di Canciu. Gran chiusura di Gastone che si immola e chiude. Va via qui Virzi che nel frattempo è stato a destra con Caracappa a sinistra. Todaro era già ammonito. No, cartellino giallo sì all'inizio di Todaro. Qui poi ancora qualche battita. Sì, espulso Todaro per doppio giallo. Adesso il Casteltermini rimane in 10. Todaro era da un po' che da già ammonito, era come se non lo fosse davvero, e continuava a fare interventi scellerati. Di fatto ha fatto l'ennesimo su Virzi e si prende, direi meritatamente, la doppia ammonizione. Adesso 7 minuti da giocare in infinita domenica per il Casteltermini, ma con 2 gol di vantaggio. Si aspetta l'uscita dal campo di Todaro che deve lasciare il campo perché si possa riprendere il gioco. Florio. Gastone. Gioca ancora sul numero 8. Che alza la testa, va il pallone in mezzo, Procida la prolunga, poi il ribaudo non la tocca e Versanti la blocca e si butta a terra.
nessun uomo in più per il Bagheria. Gastone spazza, non può arrivarci nessuno e Versanti arriva a bloccare il pallone. Rinvio di Versanti, Cina in anticipo, poi Colombo, Ferrante per il controllo e poi Bonanno riesce a trovare Virzili prima, altro intervento in ritardo di Awusu, anzi di Coraig Messi, stavolta chiede scusa e arriva un altro giallo all'inizio numero 6 del Castel Termini. Disperati e clamorosi e importantissimi per il Castel Termini, che va a vincere contro la quinta potenza del campionato, ma ci sono ancora 5 più recupero. Va a cercare Procina di rigore, ha spizzato Abuso, poi Noto vuole uscire, palla al piede. Ganciu sta partendo numero 16, Ganciu non ha fretta di andare e frena. Gioca verso Ferrante, di prima Noto in posizione regolare perché guadagnerà lì. C'è Gastone però che riesce a recuperare. Miceli per Virzi che si addormenta, gliela porta via Colombo, troppa leggerezza anche qui. Colombo gioca su Coraig Messi che adesso si è alzato praticamente. Ferrante, bella la finta, ma si esce il pallone in out, sarà rimessa nell'azzurra. Questo deve cercare di giocare con più uscita per questo fine di partita. Avanza Salvo Florio, apertura a sinistra a cercare Caracappa, copertura di 6 a suo campo, ha fatto un bel secondo tempo anche lui. Qui spinto Gastone, punizione. Caracappa batte rapidamente. Bonanno dentro per Caracappa, una bella imbucata. Caracappa tocca per ribaudo, chiude Awusu, sarà calcio d'angolo. Vanno in due a battere, Caracappa corto su Bonanno che va al pallone tagliato in mezzo, ha liberato Antinoro in spaccata, poi pallone allontanato da Noto. Arriva Cassan, batte con le mani. Florio alza la testa, cerca il pallone per Caracappa che lo mette giù, aspetta Bonanno, Caracappa lo ignora, rientra e va in mezzo, allontana ancora Antinoro. Poi Gastone con un sombrero un po' rischioso, ma riesce a giocare questo pallone, poi lo gioca male, stanchissimo anche Gastone. Bonanno, bel lavoro qui. Poi sventaglia dentro a cercare Proce che adesso sta facendo attaccante, non ne fa passare più nel Castel Termini di questi palloni aerei. Cina non viene presso, allora può partire, vuole la palla a terra Pagano. Cina trova Caracappa, va dentro Bonanno, Caracappa scarica su Gastone. Badami con l'esterno, una palla coraggiosa per Virzi che si impegna, tiene in campo, lo scarica su Biondo che va al cross sul secondo palo, salta Procida che la prende, Versanti in due tempi. Comunque c'è la fallina attacco di Procida. Adesso Procida sta facendo attaccante ma Pagano lo vuole dietro. Eccolo Procida, anticipo su Ganciù. Florio allarga su Virzi, anticipato stavolta. Cinalli dietro di testa per Miceli che la tiene, può prenderla con la. Minuto 89, Bagheria 1, Castel Termini 3, fine di partita, Castel Termini in 10. Adesso mette le fiche sul tavolo e voli in il Bagheria. Con l'esterno Gastone trova una grande palla per Bonanno che scappa via. Bonanno anticipato dall'ottima chiusura di Antinoro che è stato preziosissimo nel secondo tempo. A terra Antinoro, anche lui ai crampi, hanno tutti i crampi del Castel Termini. Assegno che si recupera tutto. Entriamo nell'ultimo minuto di partita, ma vediamo di quanto sarà il recupero.
Bonanno in aria, Biondo la gira sul fondo, vorrebbe il tocco, sarà solo rimessa al fondo. Sette minuti di recupero tra cambi, crampi e varie perdite di tempo. Si giocherà per altri 7 minuti al Comunale. Il Bagheria ha bisogno di 2 gol per pareggiarlo. Giallo anche per Versanti nel frattempo. Ha muovito anche Versanti per perdere tempo. Adesso va al rinvio. Florio. Bravo Noto ad arrivare su questo pallone, poi lo scarico sul stesso campo. Colombo la spinge avanti, non c'è nessuno, chiaramente attraverso non c'è neanche più nessuno ad andare lungo. Che non ha neanche più energia Canciù, che ne ha avute tantissime. Bonanno. Gastone. Badami è tornato Proci a fare l'attaccante aggiunto. Cina. Avanzi numero 2 che prova a scodellare in avanti a cercare il ribaudo che ci arriva. C'è un contatto qui. Anche qui il ribaudo è arrivato prima, però nessun fallo. Virzi con questa palla scomoda, Virzi la palleggia, scarica su Cina che trova Badami tra le linee, che cerca la sventagliata precisa su Caracappa che deve tenerla in campo. Ci arriva il numero 9. L'appoggio su Bonanno che salta al contronoto, poi va al traversone, troppo alto, completamente scellerato il traversone di Bonanno. Cina di testa. Ferrante. Lotta Canciù, poi Badami. Florio. Sta partendo Caracappa, Florio invece guarda a destra e trova Virzi che gioca questo pallone di prima con troppa fretta. Colombo. Prova a far partire Noto, Gastone stavolta è rimasto lì a chiudere, prende campo Gastone finché può. Ancora il numero 3, cerca un doppio passo su Colombo che però gli scippa e la porta via senza fallo. Poi cambia lato dove a sinistra c'è Ferrante, adesso completamente aperta la difesa del Bagheria, gli spazi ci sono per il Casteltermini, deve intervenire Virzi senza fallo però su Ferrante. Allora corre Virzi contro Canciù che non è ancora stanco. Canciù si alzò Ferrante nel frattempo che la tiene in campo. No, non ce la fa. Badami per Bonanno, palla un po' lungo, occhio alla pressione di Noto, si è addormentato Bonanno, ha sbagliato anche la palla a Badami, poi bravo a gestirla Noto. Avusu, 2,5 passati dei 7 di recupero. Fuori gioco qui di Ferrante, ma si gioca. Florio allarga su Gastone, largo Caracappa, Gastone guarda in mezzo, cerca il pallone per Bonanno che è libero, si libera per calciare con il destro addosso a Versanti che blocca. Di testa Cina, non molla il Bagheria. Virzi, doppio passo, Pagano è infuriatissimo. Dio, doppio passo. Scusate, Florio non appoggi, c'ha solo Bonanno che la gira per Gastone. Ancora Caracappa largo, pallone sbagliato per Bonanno, non ce la fa più Gastone. Noto sposta sul Gastone, poi abbiamo adesso momentaneamente ha preso un colpo al volto Gastone, ha preso un colpo al volto Noto, ma c'è il proprio Centinoto.
Lancio di Sclafani, scavalcato Badami, ma c'è Cina in copertura su Ferrante che vuole fermarlo per un fondo di partita, ma Cina resiste, allarga ancora per Virzi che mette la pallina avanti a Vusu, un po' scordinato l'intervento ma rimedia. 4,5 trascorsi e il Casteltermini sta compiendo un'impresa al Comunale. Ferrante adesso a calma, saltato in posizione regolare, Gastone cercava di andare all'indietro ma la palla è corta e Noto saggiamente si accontenta di rimessa trave. Dario Ese questo campo, l'arbitro dice di affrettare. Conta la rimessa a 6 a suo campo. Noto di tacco per farla passare, poi Bonanno con lo scarico. Gastone Abusu, forse con un braccio, poi sventagliata millimetrica sul Ferrante che non ce la fa più, non può arrivare su questo pallone. 95,30 sul cronometro. Badami, spinta di Abusu su Procida. Bonanno prova a giocare largo su Caracappa che può sprintare per l'ennesima volta in questa partita. Rientra, va al traversone ampissimo, controllato bene da Biondo che passi in area di rigore, prende il fondo l'11, mette il pallone in mezzo, Versanti può bloccare, era forse l'ultima possibilità di questa partita perché Versanti va a rinvio lungo. Ferrante con le poche energie rimaste va a calciare, cerca il super gol, pallone alto da traversa, magari allo stremo delle forze. Bonanno, 40 secondi a giocare, ultimo assalto del Bagheria, vediamo se può servire, pallone per Caracappa che lo tiene in campo, rientra su 6 al suo campo, cross del numero 9 a cercare Biondo che non arriva, dall'altra parte Virzi la mette giù, Virzi calcia addosso ad Avusu, ha perso un tempo di gioco e Avusu però solidissimo in questo secondo tempo, dato in continuazione a murare su tutti i palloni. Poi c'è a terra il ribaudo, no, Biondo e Avusu ha messo sportivamente anche al 97esimo il pallone sul fondo, teoricamente 10 secondi ma c'è ancora qualche secondo. Finisce al Comunale, il Casteltermini espugna Bagheria, batte il Bagheria Città Televile per 3-1, cade in casa la formazione di Mister Pagano che era sopra in vantaggio 1-0 nel primo tempo, poi un secondo tempo giocato magistralmente dagli ospiti che vincono per 3-1 grazie alla doppietta di Saudul Basit che poi ha servito anche l'assist per il gol del 3-1 di Ganciu che ha chiuso i conti. Il Bagheria cercava punti contro la quart'ultima in classifica, invece cade clamorosamente in casa e lascia ancora punti che potevano essere utili per l'obiettivo playoff. Un grazie da Fico Aldarella, dal Comunale è tutto, alla prossima.